Salus Festival ad Agrigento e a Sciacca, il Festival Nazionale dell'Educazione della Salute. Lei è tra gli organizzatori. Quali obiettivi di questa manifestazione? Intanto è con particolare piacere che quest'anno anche Agrigento e Sciacca sono coinvolti in questa grande esperienza del Salus Festival che ha già raggiunto Caltanissetta, Trapani e Siracusa e siamo già alla terza edizione. È un modello nuovo di attività di formazione e di educazione a una cultura della salute che riguarda tutti noi, riguarda gli individui, riguarda le comunità, che utilizza come strumenti non solo quelli ovviamente già consueti anche da parte delle aziende sanitarie, del rapporto con operatori sanitari, con uomini e donne di scienza che parlano di salute in termini anche molto rigorosi e molto precisi come avverrà ad Agrigento, ma anche con l'utilizzo di testimonial. Noi abbiamo avuto la possibilità di parlare con i ragazzi delle scuole, con gli operatori, con i lavoratori, con i cittadini di queste comunità, di comunicazione, ma di comunicazione che noi vogliamo che sia specifica, indirizzata a una attenzione al cittadino. Il cittadino è protagonista, il cittadino può determinare le condizioni insieme a istituzioni sanitarie ovviamente che mettono in essere servizi di qualità, servizi di eccellenza, lo può fare a partire dalla propria alimentazione, da corretti stili di vita, da una pratica sportiva equilibrata, quindi da un'attenzione a sé e alla comunità che io credo possa davvero cambiare le condizioni di vita e di benessere di tutti noi. Ma intanto è partecipare a un'attività che già abbiamo attivato, è stata effettuata insieme al CEFPAS, che è il Centro di Formazione Regionale per la Sanità, e che ha un significato importante in termini di educazione alla salute, ma soprattutto di integrazione tra enti, tra istituzioni pubbliche, che tutte devono collaborare insieme ai cittadini per migliorare la qualità di vita, l'educazione di ogni individuo, ma anche delle comunità, e attivare una serie di risultati virtuosi che partono dalla scuola, dall'università, dal rapporto con i sindaci, con i comuni, con tutti coloro che sono dei portatori di interesse, sono dei portatori di iniziative che si devono integrare necessariamente. Io continuo a pensare che l'educazione alla salute sia un momento principale di formazione a tutte le età, iniziando dal bambino fino all'età adulta e fino all'età più matura, perché sappiamo perfettamente che la nostra popolazione è fortemente influenzata negli stili di vita e nella qualità della propria vita, dalla propria consapevolezza del rapporto tra se stesso e il proprio corpo, tra se stesso per la propria qualità di vita e la propria attività fisica, alla propria alimentazione, l'assunzione o meno di determinate sostanze che possono essere condizionanti per la propria evoluzione individuale, per la propria qualità individuale, e io continuo a pensare che forse dovremmo organizzare la nostra scuola, la nostra università, per poter inserire organicamente una attività, una materia che si chiama educazione alla salute,